Patrizia era una giovane donna di Costantinopoli, nata in una famiglia ricca e nobile. Da bambina viveva circondata da ogni tipo di lusso e ricchezza. Tuttavia, nonostante questo ambiente dorato, Patrizia sentiva che qualcosa mancava nella sua vita. Il suo cuore era attratto da una vita di semplicità e preghiera. Una notte, Patrizia fece un sogno che cambiò la sua vita per sempre. Vide una luce brillante che le mostrava una strada diversa, una strada di umiltà e servizio. Al risveglio, Patrizia sapeva cosa doveva fare. Decise di lasciare la sua vita di agi e di cercare una vita di dedizione e fede. Accompagnata dalla sua nutrice, Aglaia, Patrizia partì per Roma. Voleva consacrare la sua vita a Dio e ricevere la benedizione del Papa. Quando arrivò a Roma, il Papa la accolse con gentilezza e capì subito la profondità del suo desiderio. Le diede la consacrazione virginale, segnando così il suo impegno eterno. Dopo la morte del padre, Patrizia tornò a Costantinopoli, ma la sua decisione era presa. Non voleva più vivere tra le ricchezze del palazzo. Distribuì la sua eredità ai poveri, lasciando tutti i beni materiali dietro di sé. Con il cuore leggero, decise di partire per un pellegrinaggio verso la Terra Santa. Durante il viaggio, il mare si fece tempestoso e la nave su cui viaggiava naufragò. Patrizia e i suoi compagni si ritrovarono su un piccolo isolotto chiamato Megaride, vicino a Napoli. Lì, nonostante le difficoltà, Patrizia iniziò a organizzare una comunità di preghiera e di assistenza per i bisognosi. La sua dolcezza e il suo spirito di sacrificio toccarono i cuori di molti. Ma il destino aveva un altro piano per lei. Dopo poco tempo dal suo arrivo sull'isolotto, Patrizia si ammalò gravemente. Sentendo che la sua fine era vicina, pregò con fervore, affidando la sua anima a Dio. Le sue ultime parole furono un inno di fede e speranza, e poi si addormentò serenamente. Il corpo di Patrizia fu sepolto nel monastero dei santi Nicandro e Marciano. Ma la sua storia non finì lì. La sua presenza spirituale continuò a ispirare e a confortare chiunque visitasse la sua tomba. Anni dopo le sue spoglie furono trasferite nella chiesa di San Gregorio Armeno e poi custodite dalle suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia. Patrizia divenne un simbolo di amore e dedizione, una luce per chi cerca un senso più profondo nella vita. La sua storia è un richiamo alla forza della fede e alla bellezza di una vita vissuta per gli altri. Anche oggi la sua memoria vive nei cuori di coloro che cercano ispirazione e coraggio nelle loro vite. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.